Buongiorno, io sono Enrico, ci troviamo al ristorante Magreta che partecipa alla seconda edizione di A Tavola con Garibaldi. Niente, vi invitiamo a venire a provare il nostro menù e ora il nostro chef vi presenterà i nostri piatti. Grazie e vi aspetto tutti. Ciao, sono Gaetano, sono chef del Magreta, sono un cuoco siciliano e oggi vi voglio presentare il mio menù di Garibaldi. Il menù l'ho chiamato Garibaldi tra la Sicilia e la Sardegna. Iniziamo con un antipasto che è una rivisitazione, è il cannolo tipico siciliano trasformato in un antipasto, fatto con del baccalà, proprio perché Garibaldi glielo importavano spesso dalla Francia, con un macco di fave e con della scorza d'arancia candita e del gambero locale. Poi passiamo a un primo, è un raviolo al cioccolato ripieno con ricotta che lui produceva e degli scampi a crudo che a lui piaceva mangiare solitamente quando li pescava lui stesso. Poi passiamo a un dessert che è un altro dessert tipico siciliano, realizzato con l'anguria e dei chicchi di caffè e una bevanda di mandorla che lui preferiva bere quasi tutti i giorni. I chicchi di caffè sono lì perché lui amava molto questa bevanda, perché addirittura si colorava la barba. Questo è il mio menù.